È pronta l'istanza con la quale i balneari chiedono al Comune di Lavagna di ratificare la proroga delle concessioni. La richiesta sarà protocollata in Comune nei prossimi giorni e impegna il sindaco Mangiante e l'assessore Piazze a superare l'impasse. La legge nazionale che proroga di 15 anni la normativa Bolkestein, portata dal 2018 al 2033, è stata ratificata dalla Regione Liguria, che ha dato mandato ai comuni di recepirla. Nel Levante soltanto Santa Margherita Ligure l'ha fatto, dice Paolo Ferraresi, presidente di Asso Balneari Tigullio. Sestri Levante ha iniziato le pratiche, Chiavari sta per farlo, resta solo Lavagna, spiega, per questo sollecitiamo l'amministrazione. Noi piccoli imprenditori dobbiamo avere certezza nel tempo dei nostri investimenti per poter recuperare, per poter ammortizzare i nostri investimenti. C'è chi vorrebbe far partire questo dal 2020, però questo toglierebbe anni ai 15 appena prorogati, è così. Sì, certo, perché la legge è chiara, la legge nazionale dice 15 anni a partire dal 31/12/2018. Non si capisce perché alcuni comuni vorrebbero prorogarla dal 2020. Dal 2020 sarebbero 13 anni e non 15 anni. E come balneari potete fare qualcosa per smuovere questa situazione di stallo? Abbiamo avuto una riunione una ventina di giorni fa in Regione in cui ci è stato detto dalla Regione di segnalare i casi dei comuni in cui non sono state fatte le proroghe. Replica il sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante, facciamo passi prudenti, dice, e attendiamo di vedere quale sarà l'evoluzione del percorso. Siamo assolutamente nelle tempistiche per poter realizzare qualsiasi tipo di intervento, vogliamo soltanto fare passi chiari perché ricordiamo che sul nostro territorio vi sono concessioni demaniali particolarmente importanti e come tali vogliamo essere assolutamente certi di seguire il percorso giuridico ottimale. Quando potrebbe concludersi la vicenda quindi? Direi sicuramente a breve, abbiamo già interessato anche i legali che ci possano supportare in questa particolare e delicata decisione.